Troviamo oggi alla Villa del Casale a Solarino in compagnia di Davide che ha organizzato l'evento. Wedding and Home. L'evento è organizzato dall'associazione Calispera, che è un'associazione senza scopo di lucro, che ha lo scopo di fare associare più attività possibili e promuovere il territorio. Abbiamo promosso questo evento, Wedding and Home, ed insieme il primo concorso di cake design. Ho visto fuori le ragazze all'opera che stavano preparando già le torte Sì. con i primi strati di Mal di Spagna, poi nel pomeriggio ho capito che terminano con lo zucchero, con la pasta di zucchero. Io non sono molto ferrato in materia, però so che abbiamo fatto quest'altro evento dentro l'evento anche con uno scopo. Quali altre aziende ci sono come categorie? Abbiamo cercato di abbracciare quante più categorie possibili, appunto per ricoprire wedding and home. Wedding è la giornata, quindi c'è il fioraio che va a rivestire la giornata, gli abiti da sposa che servono per la giornata del matrimonio, vedremo per esempio anche il locale, la location, Villa del Casale, che serve per il matrimonio. Io come Habitat Arredamenti servirà per la casa, ci sarà stucchi e decori per la casa, abbiamo i corredi, pentole, abbiamo il corredo per il primo letto, il secondo letto, quindi sarà casa e matrimonio. Benissimo, quindi in sostanza ci sono a 360 gradi tutto quello che serve nel mondo del matrimonio. Diversi eventi. Ne abbiamo fatti altri, ad esempio all'Antico Mercato è stata fatta una raccolta di solidarietà in favore di Peppe Mura. Qui stiamo facendo come dicevo prima, l'evento nell'evento per due bambini, Sebi e Alessia. Ne faremo altri, abbiamo fatto il cinema sotto le stelle, vedremo di riproporlo. Io tengo a sottolineare che per gli utenti, per il pubblico, fino ad oggi è stato tutto gratuito e mi auguro che sarà gratuito anche in futuro.